Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo dei furbetti del quartierino. Perché? Perché mi sono reso conto che alcuni pensano, perché magari non mettono nome e cognome nel proprio avatar o la fotografia, di poter andare a scrivere nei vari siti Facebook, nei vari social, Twitter e quant'altro, e anche su YouTube, dei messaggi magari denigratori pensando di fare i furbetti. Ma qui casca l'asino e il vostro Marietto farà questa pillolina. Però prima di fare questa pillolina, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Degana Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, voglio spiegare una cosa. Quando una persona fa come si dice, dei profili fake o altri profili in cui non scrive il nome e cognome reale o magari non mette la propria foto, è vero che un'altra persona normale non riesce a decifrare e a capire chi è, magari solamente il tecnico del server, del sito, riesce a capire l'IPN e riesce a risalire come si suol dire, al possessore di quell'avatar o di quel indirizzo IP. Però il problema è che la gente non sa una cosa, che ci sono le scie energetiche, e vi faccio 3 esempi, anzi 2, perché uno l'ho già fatto, un'altra pillola, e quindi inutile che mi ripeta. Adesso vi spiego una cosa. Anni fa, per darvi un'idea di cosa gira nel mondo, così che quelli che pensano di fare i furbetti del quartierino andando a scrivere scemate in canali o come si suol dire, in gruppi, ci pensano 2 volte prima di fare certe cose, perché poi quando la cosa è partita non la si ferma più. E quindi vi spiego 2 o 3 cosine. Anni fa, parlo sempre del Dante, perché il Dante è un bel esempio, perché mi ha insegnato tante cose solamente a guardarlo. Anni fa c'era un tipo che faceva degli scherzetti al Dante, scherzetti pesanti, però chiaramente li faceva quando il Dante non c'era, perché non aveva capito bene il soggetto del Dante, chi era il Dante, perché il Dante è un tipo paccioccoso, scherza sempre con tutti, ha la mano con tutti, soprattutto con le persone deboli, sensibili, però un po' terribilino coi furbetti al quartierino. E allora cosa ha fatto? C'era questo qui che faceva il birichino col Dante, e il Dante non sapeva che era questo qui che gli faceva gli scherzetti, però ha fatto una operazione di alta magia difensiva, e alla fine vi racconto solamente il succo. Il succo è stato che il Dante stava uscendo da un ascensore, questo soggetto che il Dante non conosceva, ma questo qui anni fa, sto parlando di tempi in cui non esistevano neanche i social e internet. Questo è entrato in ascensore, dopo che il Dante è uscito da questo ascensore in una città. Questo ascensore ha spaccato i freni, è il posto che, sapete, gli ascensori hanno sia i freni per salire sia i freni per scendere. Di solito nei film si vedono che si spaccano i freni per scendere e il tipo che è dentro nei film cade e va giù. In questo caso qui il Dante è uscito dall'ascensore, era al pian terreno, il tipo è salito e si sono spaccati i freni dell'ascensore per salire, quindi questo tipo si è fatto 4 piani a una velocità pazzesca e è andato a sbattere contro il soffitto del palazzo, in cui tra l'altro era un palazzo di lusso, quindi in teoria questo ascensore sarebbe dovuto essere sempre messo sotto i vari, come si dice, revisioni tecniche, e infatti la revisione tecnica c'era stata il giorno prima, ma il soggetto aveva scherzato col fuoco, anche se il Dante non sapeva chi era. E il bello che si erano incrociati, cioè il Dante era uscito da questo ascensore e questo soggetto era entrato un secondo dopo, sebbene il Dante non lo conoscesse, solo che aveva purtroppo giocato col Dante mesi prima senza sapere dove andava a mettere le mani. Quindi capite che alcune volte, cari miei, la cosa diventa pesante, perché quando voi lasciate il vostro scritto, anche se non c'è il nome e cognome, c'è la scia energetica, e quindi praticamente è come dare un indirizzo chiaro. La cosa è più lenta,
però assicura quando qualcuno praticamente scrive qualcosa che resterà nel tempo e andate a trovare il Dante sbagliato, poi è chiaro che vi succedono queste cosine. Vi racconto sempre un'altra storia del Dante. Il Dante aveva un figlio che faceva dello sport, no? E si era sparsa la voce che il Dante era uno che non scherzava. E in questo team tra genitori e gente che guidava il bus per portare questi bambini c'era il furbetto, il quartierino, in cui aveva fatto uno scherzetto al figlio del Dante e aveva nascosto lo zainetto che gli aveva rubato, perché pensava che il figlio del Dante fosse un pirla come il Dante, no? Morale della favola, cosa è successo? Un genitore di questi bambini aveva un amico veggente e per un caso fortuito questo amico veggente era andato a trovare questo team di genitori e a vedere che sport facevano e gli aveva spiegato che questo autista di questo bus, che era quello che poi trasportava questi bambini da un posto al posto dove si faceva lo sport, era stato colpevole e gli aveva spiegato che avrebbe rischiato la vita. Anche questo tipo era, sapete, quelli che sanno sempre scrivere l'ultima pagina della vita, quelli che sanno sempre una cosa più del dovuto, aveva preso sotto gamba questo messaggio. Anzi, lo prendeva anche in giro. Gli altri genitori che ascoltavano questo veggente, che era poi tra l'altro una donna, tremavano perché sapevano che questa qui le azzeccava tutte. Questo invece voleva fare, sapete, quelli che vogliono sempre sapere una pagina più del libro. Beh, morale della favola, cosa è successo? Quando i figli di Dante finirono questo percorso formativo sportivo, passarono 6 mesi, il Dante non sapeva ufficialmente chi era stato a rubargli lo zainetto con un valore di 300 euro a suo figlio, no? Però il Dante fece un'operazione di alta magia. Beh, morale della favola, come andò a finire? Dopo 6 mesi, un giorno si sente al telegiornale che un pulmino vuoto con l'autista era andato in una galleria, aveva sbattuto contro un'uscita di sicurezza e praticamente era vivo per miracolo e chiaramente era in camera di rianimazione, non si sapeva se viveva o moriva. Insomma, il pulmino distrutto, no? Dal valore di 40.000 euro, l'autista praticamente in camera di rianimazione e quelli che andavano a, come si suol dire, a trovare questo autista, che sapevano tutta la storia, tutta la faccenda, praticamente erano un po' intimoriti perché questo autista aveva anche 2 figli. Quindi il consiglio cos'è? Riassumendo, cercate sempre di non fare i furbetti del quartierino, perché se trovate quello sbagliato, il Dante sbagliato, poi sapete, il Dante ha anche un soprannome, no? Che è solo un consiglio d'amico. Il Dante è il soprannome che i suoi nemici gli hanno dato, lo chiamano lo Zetas della magia. Per chi non sapesse cosa sono gli Zetas, basta che scriva su Google lo Zetas del Messico e viene a sapere che cosa vuol dire. Quindi quando voi pensate di avere 2 o 3 nickname falsi, state sempre attenti a quello che scrivete, perché se beccate un soggetto come il Dante che ride e scherza, poi alla fine dopo 6 mesi o 2 o 3 anni c'è il conto da pagare. Bene cari amici, queste sono piccole dritte che il vostro Marietto vi dà. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.